Passione per la terra o desiderio di condurre un'attività. Frequentare una scuola agraria oggi vuol dire stare al passo con i tempi e amare il territorio. All'Istituto Marsano di San Colombano Certenoli i giovani imparano a conoscere la terra e l'ambiente, ma hanno anche una preparazione a tutto campo, con ore di lezioni di italiano, inglese, matematica, chimica, non solo laboratori di agricoltura o allevamento. Con il diploma in mano si può accedere all'università, trovare lavoro come libera professione, come agrotecnico, dipendente di enti pubblici o aziende private, imprenditore o tecnico esperto di gestione del verde. Lo studio permette di trovare lavoro. Riescono a trovare lavoro, cioè lavorando nel settore, presso aziende vivaistiche del luogo. I migliori hanno intrapreso anche la carriera universitaria. C'è qualcuno che lavora tra noi come docente. L'Istituto Marsano rischia ancora di non avere iscritti e di non poter avviare una prima classe, un vero peccato per una scuola che compirà nel 2019 20 anni di attività. Questa mattina c'è stato il sopralluogo, tra gli altri, del sindaco e della città metropolitana. Siamo fiduciosi e pensiamo che adesso il nostro messaggio sia giunto alle famiglie, perché penso che abbiano capito che noi lavoriamo per un futuro dinamico e proficuo. C'è per esempio il comune di San Colombano Certenoli che ha promosso il ritorno al noccioleto, alla coltivazione delle nocciole, e c'è anche un ritorno in Liguria. Quindi abbiamo praticamente intrapreso l'affitto di noccioleto a località Pian dei Cuni proprio per questo. L'Istituto Marsano dà una professionalità unica in questo campo. Stamani abbiamo incontrato la classe terza nel laboratorio esterno su un terreno di fianco alla scuola. Io ho scelto di fare questo istituto perché mi piace stare all'aria aperta e secondo me il rapporto con la natura è molto importante per l'uomo. Futuro cosa pensi di fare? O andare in un'azienda agricola a lavorare o fare la libera professionista. Perché hai deciso di fare questa scuola? Per diventare un'imprenditrice agraria e gestire l'azienda di famiglia. Poi anche perché vorrei salvare la mia vallata, sistemare i boschi e far girare un po' il turismo, ecco.